Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 25 maggio. Alla seconda commissione consiliare ieri ha presenziato Claudio Bullo a causa di un malessere della presidente Marcellina Sigantin, mentre il dirigente Stefano Penso ha assistito in videoconferenza, ma i temi erano importanti e la presenza era necessaria. Il primo tema su cui si è discusso è stato il ponte della Fossetta, che ormai da anni è interdetto alla circolazione veicolare in quanto ritenuto non adeguato al transito. Un problema per i residenti del quartiere a cui ora si può accedere solo provenendo dal cavalcavia e un problema per tutta la città in quanto via di sfogo del traffico soprattutto durante la stagione estiva per chi si deve dirigere a Borgo San Giovanni. Un manufatto storico per l'epoca della sua prima realizzazione e avente un significato per la storia della città dato che su di esso si snodava la processione verso il santuario della Navicella. Forse si è trovata la quadra. Ieri in commissione era presente uno tra i massimi ingegneri specializzati proprio nello studio dei ponti, l'ingegnere architetto Enzo Siviero, il quale ebbe un primo approccio dalla precedente amministrazione quando assessore ai lavori pubblici era Osti, che sostituì Alessandra Penso nell'ultimo periodo del mandato. Allora fece un sopralluogo, ma ora le cose sono andate molto avanti e in questo momento si sta per formalizzare la sua posizione, in modo da procedere con l'ideazione e la progettazione vera e propria del nuovo ponte della Fossetta. Essenziale è il rapporto di confronto che Siviero ha con la soprintendenza e notevole la sua fama, visto che la sua professionalità è stata riconosciuta da tutti i presenti. Un ponte male andato per il quale si deve trovare un compromesso tra funzionalità e sicurezza, senza dimenticare il lato economico, come si deve trovare un compromesso tra la conservazione totale e la demolizione totale. Un ponte che dovrà supportare anche il peso dei camion che dovranno recarsi alle attività economiche e commerciali del quartiere. Il percorso non sarà semplice, affermato, e neppure veloce, ma dall'apertura del cantiere si prevedono un paio d'anni per la sua realizzazione. L'ingegnere ha già intrapreso dialoghi a riguardo con la soprintendenza e fatto sopralluoghi essenzialmente per conoscenza e approfondimento personale. Come ha affermato il sindaco Mauro Armelao, a 7 mesi dall'inizio del mandato stiamo dando il via alla ristrutturazione di un manufatto interdetto alla viabilità dal 2019. Stiamo mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale. La minoranza sollecita a trovare una viabilità alternativa mentre si sistema il ponte, in quanto un quartiere popoloso come quello non può dipendere da un'unica strada. Problema che sembra sorgere ora dopo che dal 2018 il ponte della Fossetta ha cominciato a dimostrare segni di decadimento. Un riconoscimento dal consigliere Barbara Penso è andato all'ex assessore Osti, proprio per aver cominciato a ricucire i rapporti con la soprintendenza che si erano deteriorati per una serie di motivazioni e anche per aver tentato un primo approccio con l'ingegnere Enzo Siviero. Il consigliere Alessandra Penso, una di coloro che hanno richiesto la commissione riguardo alla località Saloni, ha voluto riassumere i temi in cui si era parlato la volta precedente per capire a che punto fosse il loro procedere. Molti lavori sono momentaneamente rimasti allo stato precedente, continuano a mancare le luci e i lavori di asfaltatura non sono ancora cominciati. Questi cominceranno non appena tornerà al lavoro Stefano Penso, il dirigente. La mancanza delle luci è molto sentita in alcuni tratti dove proprio approfittando dell'oscurità si fermano giovinastri di cui i passanti hanno un certo timore, mentre altri approfittano del buio per espletare le proprie necessità corporali. La zona, come afferma più di qualche consigliere di ambo le parti, è un'area strategica sulla quale si può fare molto e, come sottolinea anche il consigliere Lucio Tiozzo, soprattutto nell'area dell'ex cementificio, che era soggetta alla Piruea ora scaduta. Un'area privata che potrebbe aprirsi a tantissime opportunità e che forse andrebbe studiata in sinergia tra la proprietà e l'amministrazione. Ha potuto partecipare il presidente del comitato dei Saloni, che si è detto rappresentante di una parte dei residenti e non di tutti perché non tutti lo hanno votato.
passato. Ha presentato alla Commissione quelle che sarebbero le esigenze che gli sono state presentate, a partire dai parcheggi riservati ai residenti che ci sarebbero, ma la segnaletica gialla che li contraddistinguerebbe è ormai estinta dal tempo, andrebbe rifatta, come andrebbe rivista la segnaletica verticale, ma serve un parco o un'area verde che lo stesso ravvisa possibile sempre nell'area dell'ex cementificio. Sollecita che venga vietato di utilizzare in sella alla propria bici il ponte levatoio, dove i mezzi vanno condotti rigorosamente a mano. In una visione di riqualifica dell'area, la consigliera Alessandra Penzo, vedendo la possibilità della realizzazione di un secondo ponte sul Canal Lombardo e la possibilità di arricchire l'area di servizi, ha pensato a una possibile collocazione della pescheria al Minuto, un'idea che aveva già proposto in campagna elettorale. All'Isola dei Saloni ci si lamenta anche che la fibra sia arrivata solo a una metà delle abitazioni. In questo è intervenuto il sindaco Armelao, che ha chiesto un incontro con l'azienda che sta posizionando la fibra nel territorio, azienda che sta agendo a livello nazionale ma che sta lasciando le nostre strade non come le ha trovate. In ogni caso una parte della zona dei Saloni è soggetta al sistema autorità portuale dell'Adriatico settentrionale e il sindaco sta gettando le basi perché si costruisca un rapporto che possa avvantaggiare entrambe le realtà. Ieri è stato approvato in Consiglio regionale il progetto di legge per la protezione civile che mette ordine e norma a tutti quei provvedimenti amministrativi che sono stati realizzati negli ultimi anni per determinare l'organizzazione della protezione civile in Veneto. Con l'approvazione della legge, infatti, abbiamo dimostrato che quando c'è qualcosa di buono per i veneti riusciamo a condividere e a fare squadra anche se in Consiglio sventolano bandiere di colore differente, ha affermato l'assessore regionale alla protezione civile. La legge approvata ieri all'unanimità fotografa un sistema esistente che ha già dato ottimi risultati e riscontri durante l'emergenza in maniera pratica, perché lo abbiamo sperimentato sul campo. Un sistema, lo ripeto, che è stato definito un'eccellenza nazionale dal presidente Mattarella ai tempi della tempesta Vaia. Si tratta di una legge che scommette sulla prevenzione e sulla previsione, due aspetti su cui si è lavorato tanto in questi anni come protezione civile e che sono stati decisivi anche nell'evento Vaia, dove si sono evitate in questo modo molte vittime. Dal 2018 i presidenti delle regioni sono diventati autorità di protezione civile. La legge 225 inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali. Il compito del Servizio Nazionale è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi ed eventi calamitosi. La scuola primaria Caccin dell'Istituto Comprensivo 5 presenta domani, giovedì 26 maggio, al Teatro Don Bosco la sua Romeo e Giulietta, il nostro Shakespeare in Love. Lo spettacolo, organizzato dalla classe quinta D, si terrà a partire dalle ore 18. L'ingresso è gratuito, per cui assistete numerosi.
Dopo 2 anni di assenza forzata a causa Covid, torna l'iniziativa Giornata del Cuore e del Diabete, organizzata dall'Associazione Diabetici di Chioggia Onlus e dall'Associazione Cuore Amico. Si potrà avere uno screening gratuito a Chioggia il giorno 29 maggio, domenica, tra le ore 10 e le 12, in Corso del Popolo, nei pressi del municipio. Secondo il consigliere Montanariello, il sindaco Armelao è riuscito a creare caos nel mercato del Sioba. Il mercato non andrà fatto il 2 giugno in quanto festa della Repubblica, mentre il giorno 29 maggio, domenica, è stato scelto per il recupero della giornata in cui il corso sarà occupato dalla Sagra del Pesce e il mercato non si potrà fare. Il giorno 29 per il recupero era stato scelto in accordo con le associazioni, ma la comunicazione è giunta solo ieri, afferma il consigliere, e gli ambulanti fino a quel momento non avevano ricevuto nulla. Secondo il consigliere, molti di loro non hanno avuto il tempo di organizzarsi e il giorno 29 il mercato potrebbe essere a macchia di leopardo, una città nel caos, secondo il consigliere. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 25 maggio, è al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!